Beh, intanto la voglia di fare un piano casa non più straordinario, ma a regime, 5 anni di durata, e questo è importante, dà tranquillità e serenità. 150 metri cubi è il minimo che consentiamo a chiunque. Lavoriamo sulle zone che sono a rischio idrogeologico, lavoriamo sui fabbricati che hanno problemi sismici, lavoriamo sull'amianto, lavoriamo una buona norma sul turismo molto importante introdotta in questa normativa, ma soprattutto diciamo che i cittadini veneti sono uguali dappertutto, non ci può essere un comune che limita e un comune che concede. Noi vogliamo che per tutti si possa fare uguale, si possa fare tanto. Questo piano casa fino ad oggi ha maturato 2 miliardi e mezzo di investimenti, contiamo che il nuovo produca 1 miliardo e mezzo all'anno. Chi ci lavora? Beh, bene per i cittadini, e ci lavorano le nostre piccole imprese, perché l'intervento medio è di 50.000 euro. E allora un artigiano che è un falegname, un elettricista, un pittore, tanti piccoli imprenditori che su un piccolo intervento, quindi veneti, solo i nostri veneti. Siamo ottimisti. Un buon lavoro di commissione, perché credo che tutti hanno contribuito a questo risultato, e quindi mi immagino un buon lavoro d'aula, e dal primo del mese prossimo un piano casa più generoso che consenta ai veneti di in qualche modo mettere a posto la loro casa, il loro capannone, e l'economia veneta da questo trova stimolo. Do un dato: l'edilizia è in crisi, tutto il comparto soffre, abbiamo ovviamente meno occupati, ma solo il sistema delle ristrutturazioni ha un saldo positivo, più 5,8%, in controtendenza sia rispetto all'Italia che ovviamente rispetto agli altri settori del Veneto. Cos'è che fa la differenza? Il piano casa, una legge dove c'è poca burocrazia e tanto cittadino.